Vai. Eccoci, bene. Iniziamo questa doppia presentazione. È un'iniziativa, quella di stasera, che lega due festival. Il festival che si chiama Lei, che è organizzato a Tralberma, che ha una tappa sassarese ogni anno. Questa è la tappa sassarese e ospiteremo tra un'ora Jennifer Guerra. E il Festival Editora, che è un festival che conoscete benissimo, itinerante, che è iniziato a giugno quest'anno, normalmente inizia il 23 aprile e termina a dicembre, tocca una trentina di paesi città della Sardegna, 100-120 eventi all'anno. La prima cosa è ringraziare chi ci ospita, che ha ospitato tanti eventi di Editora, quindi grazie alla Camera di Commercio, a tutto lo staff, al segretario generale. Il Festival Editora e il Festival Lei esistono grazie anche al contributo dell'assessorato alla cultura della regione e della Fondazione Sardegna. Iniziamo questo primo appuntamento dei due di questo pomeriggio con Lara Carelli, che l'ho svelato, quindi sono spostato, che ci aiuta a raccontare bene di faccia. Benvenute a Chiara, sì. Adesso poi Lala ce la presenta meglio, quindi buona conversazione, buona presentazione. Ci fai un cenno quando abbiamo... Sì. Allora, mi sentite? Ok. Allora, buonasera a tutti e a tutte, benvenuta Chiara, benvenuta Mara, perché anche questi nomi sono, l'avete fatto apposta. Allora, come ho sussurrato a queste due signore qui agnelati, la lettura di questo libro non è stata per me una passeggiata di salute, lo voglio dire subito. Io presento molti libri, voi lo sapete. Quest'anno io ho presentato due libri che ho trovato urticanti e voglio spiegare cosa significa per me urticanti. Uno di questi libri era quello di Nadesha Udiangoda, l'unica persona nera nella stanza. Lo so che non è molto educato, però vi consiglio di leggerlo anche insieme a questo. E l'altro è questo, perché? Tutte e due hanno in comune una cosa, una copertina molto cattivante e anche la presunzione di sapere di cosa si parla. Nel caso di l'unica persona nera nella stanza è la storia di italiani di seconda generazione, però di genitori stranieri, e quindi io ho pensato, ma figurati, io sono Giorgia, cioè io sono una open io sono partita, ma quando mai? Cioè la compagna di mio figlio, una ragazza ugandese, io posso essere razzista. Poi leggo questo, carino, no? Perché la copertina qui è carina e tua, no? Tutte queste grassoncine simpatiche, occhieggianti, tecniche per ribellarsi a un mondo grassofobico. Io grassofobica, ma quando mai? Cioè, ho l'armadio che va da taglia 36 a 54, io non sono grassofobica. In tutti e due i casi, leggendo questi libri, io mi sono trovata a pensare che io ho avuto degli atteggiamenti razzisti, ed è stato per me urticante scoprirlo, come è stato urticante scoprire qui che delle micro o macro aggressioni grassofobiche le ho subite, ma soprattutto le ho agite. E questo mi ha dato particolarmente fastidio. Per questo io vi odio molto. E per questo io vi dico, voi siete usciti adesso dalla bolla dei blog, no? Dalla bolla internetiana, e avete avuto il coraggio di mettere questa cosa su un libro che ovviamente va in mano a un mare di persone, e a un mare di persone che non conoscono o non hanno mai pensato alle persone grasse nei termini in cui se ne parla. Quindi io la domanda la lancio al centro, poi decidete voi di rispondere.
perché non dovrei pensare che siete robuste, grassottelle, cicciottelle, che vi devo chiamare grosse? Allora, il fatto di usare eufemismi al posto di grassa, che è un aggettivo come può essere magra, alta, bionda, castana, presuppone che questa parola sia una parola negativa, un tabù, una parolaccia, un insulto. Quindi nel cercare di essere gentili quando si descrive una persona grassa, usando termini come florida, formosa, cittotella, ce ne sono talmente tanti che noi forse non ne abbiamo coperto neanche un 10% perché siamo state chiamate veramente in tutti i modi, è dire che quello che lei è, questa persona è, non è accettabile e che va comunque edulcorato, va decorato di vezzeggiativi e diminutivi in modo da sminuirne il significato negativo. Anche quando tu stessa ti definisci grassa, la risposta è no. Ma no, cosa dici? Ma tu sei bellissima, sei ben distribuita, hai un bel viso, eccetera, quando tu ti stavi soltanto descrivendo. Quindi riappropriarsi di questo termine per noi è stato molto potente, perché è un termine che è stato usato contro di noi come insulto e che ci è stata raccontata da bambini e da adolescenti come la cosa peggiore che una donna poteva essere, che andava corretta con tutta una serie di prodotti, diete, interventi, eccetera. Quindi è un atto di ribellione definirsi grasse. Ok. Però noi per tutta la vita, no, siamo state abituate, e anche abituati, perché non è un problema solo femminile, in d'altra parte, sì, però anche gli uomini hanno questo problema, ad associare il grasso alla malattia, quindi già questo, e di fatto in alcuni casi dovrebbe esserlo, e a uno stile di vita non sano. Quindi chiaramente, essendo stati da sempre abituati a questo tipo di approccio, è chiaro che se io avessi una figlia o un figlio grasso, mi preoccuperei per la sua salute e so che sto toccando qui un tasto cui voi battete in modo particolare. No? Quindi quanto è che io posso intervenire su una persona che voglio bene pensando pure non me ne devo preoccupare o quando grasso è patologia? Siete armate? Come? Siete armate? No. In realtà è un'obiezione abbastanza delicata rispetto a quello che affrontiamo su internet, perché siamo accusate di essere delle promotrici di obesità. Di solito, quindi questa è il confronto. Cosa succede? Pensavo fossi impazzita. Chi le segue lo sa, no, chi le segue sono messaggi in codice. Sì, ma io mi rifiuto di seguire, guarda, perché veramente. Comunque, siamo abbastanza abituati a gestire questo tipo di obiezione perché intanto veniamo accusati di promuovere l'obesità in questione esistendo, anche solo perché ci rifiutiamo di indossare solo abiti informi che nascondono i nostri corpi. Siamo delle promotrici dell'obesità, siamo delle promotrici dell'obesità anche perché mettiamo delle foto su internet in costume dicendo che non siamo coraggiose perché ci facciamo vedere in costume, che è un altro commento che riceviamo spesso e che presuppone che ci dovremmo vergognare invece, ma siamo coraggiose perché invece decidiamo di affrontare a viso aperto la grassofobia. La questione della salute quindi è l'obiezione che viene utilizzata più spesso per osteggiare i nostri discorsi, perché diciamo che non è più politicamente accettabile dire a una persona che è una supernova, che è una chattona, che può essere vista dall'alto da un satellite di Google. Quindi ci è rimasta la salute. L'argomentazione della salute si basa su un'argomentazione, si basa su una sola ragione, ovvero tutte le persone grasse sono grasse per la stessa identica ragione, perché si sfondano di cibo, perché sono pigre,
perché sono incapaci di regolarsi da sole, perché non si sanno prendere cura di se stesse. E questo è uno stereotipo, perché ogni persona grassa è una persona, e lo è per diverse ragioni, e anche perché se riusciamo ad accettare l'idea che ci siano delle persone che sono per costituzione, per genetica magre, perché non possiamo accettare l'idea che non esiste un corpo ideale e che esistano anche le persone grasse? Inoltre la salute è data da una serie di fattori, è molto complessa la salute e non c'è solo il cibo per esempio, ma ci sono una serie di fattori come quelli ambientali, come lo stress, come le abitudini. Ci sono persone grasse che possono essere perfettamente in salute perché hanno uno stile di vita equilibrato per esempio, ma a prescindere da questo, utilizzare la salute come argomento per poter continuare a bullizzare le persone grasse e estrometterlo è abilista, perché significa che noi diamo un valore alle persone solo quando hanno delle analisi del sangue perfette, e questo è sbagliato e puzza un po' anche di eugenetica, se vogliamo. Quindi io non sono un medico, Chiara non è un medico, quello che possiamo dire è che nel momento in cui stiamo dando un valore morale alla salute di una persona, stiamo avendo un atteggiamento abilista innanzitutto e in secondo luogo stiamo dicendo che possiamo rispettare tutti tranne le persone che non sono in salute. Per aggiungere una cosina per rispondere alla tua domanda, quando io posso intervenire e dire qualcosa a una persona a cui voglio bene. La questione qua è che questo tipo di commenti fatti per il tuo bene, noi non li facciamo a tutte le persone, ma li dirigiamo verso una persona che ha un'estetica che noi associamo alla malattia perché ci hanno insegnato a fare questo. Non diremo mai a un amico magro, naturalmente, però sedentario che sta sempre sul divano di fare sport. Non gli chiederemo mai sui valori della pressione, del colesterolo, eccetera, perché il corpo magro per noi fa già bene, è già sano di default, quando invece ci sono tantissime cose che ci ammazzano, come la sedentarietà, come lo stress, e soprattutto diventa la salute sempre un problema individuale, di cui dare la colpa al singolo, ma non ci interessiamo mai della salute a livello sociale, non pensiamo ad avere meno ore di lavoro, aree più verdi, al fatto che la stessa discriminazione sociale per parte di classi sociali basse, per parte di gruppi marginalizzati, ti espone a una salute peggiore, perché la discriminazione causa stress che fa male alla tua salute. Quindi anche l'accesso al cibo sano, eccetera, sono tutti diritti per cui noi dovremmo combattere per tutte le persone. Quindi la salute dovrebbe essere un diritto, non un dovere del singolo, e non dovrebbe mai essere usata come scusa per discriminare qualcuno. Ok, però ti lancio un'altra provocazione. È chiaro che non direi mai a una persona magra alzati da quel divano, perché ovviamente esseri umani possono avere un problema, però se vedessi un mio amico bere molto alcol direi forse ti fa male. Se vedessi o me stessa, perché io parlo di me stessa, ci sono dei momenti della vita, della giornata, anche di ora in ora, in cui mi sfondo di cibo, no? E percentualmente le persone come me vanno più incontro a infarti, cioè, non è una bugia questa, quindi qual è il limite? Cioè, veramente qual è il limite? Perché anche la rappresentazione, voi vedete che effettivamente non c'è una rappresentazione di corpi non conformi, questo è assolutamente vero. Cioè, è lo stesso discorso che mi faceva Medescia, no? Dice, noi siamo italiani di seconda generazione, siamo una marea, hai mai visto un giornalista che legge il giornale di colore? No, come non ho mai visto una giornalista grassa, sinceramente, no? Però, qual è il limite? Quando io posso dire, le persone veramente grasse che ho visto, l'ho viste come tutti noi in vita al limite, no? Che è una trasmissione che voi citate nel libro. Con tutta la buona volontà, quella persona ha un problema, sì o no?
Allora, come ha ripetuto Mara, noi non siamo medici, quindi noi parliamo di discriminazioni. Quello che ti posso dire, tornando a monte del tuo ultimo ragionamento, sono due cose. Stigmatizzare l'alcol o il fumo o il cibo spazzatura è una cosa, stigmatizzare il corpo grasso è un altro, perché stai associando un comportamento a un tipo di corpo, quando una persona grassa potrebbe invece alimentarsi meglio di una magra, perché come ha detto Mara ci sono mille ragioni per essere grassi. Però la questione di qual è il limite non ha niente a che fare con la fat acceptance, perché non possiamo dire che tutti devono essere rispettati e nessuno deve essere discriminato fino a tot, perché è una cosa che non esiste. E secondariamente lo stigma non ha fatto bene a nessuno, anche se il tuo obiettivo nella vita fosse far dimagrire tutti i grassi, la discriminazione peggiora soltanto la salute, perché le persone si chiudono in casa, non faranno mai sport perché avranno paura di farsi vedere in pubblico e l'ambiente sportivo è uno di quelli più stigmatizzanti verso le persone grasse. Abbiamo avuto casi di personal trainer che hanno fotografato clienti grassi per prenderli in giro, pubblicandoli su internet, pubblicità di palestre fatte alle spese della pubblicità sui corpi grassi, quindi se non vuoi essere una balena iscriviti qua. Tutte cose che non fanno sentire a casa le persone grasse. Io posso parlare per me, per quanto mi riguarda io non ho smesso di fare sport perché ero pigra, ho smesso di fare sport perché mi sentivo a disagio a farmi vedere, studiare, muovermi, eccetera, in un mondo che mi discrimina, in un mondo che mi deride. Quindi persino andare in bicicletta per me è una sfida, non perché io non ce la faccio ad andare in bici, perché mi urlano dalle macchine, vai in colonna, eccetera. E le persone più grasse, quelle di cui parli tu, super fatti, infatti, hanno persino problemi a sedersi nelle sedie di un cinema, andare al ristorante, andare su un treno, su un aereo, eccetera, e vengono aggredite per strada proprio con appellativi offensivi e discriminatori. Quindi levare questo stigma di sicuro non è un incentivare una vita malsana, ma semmai il contrario. Bene, quindi da queste prime domande noi abbiamo già delimitato, no? Qual era l'argomento, le perplessità che io ho avuto approcciando per prima questo libro da sola, a cui ovviamente vi ho dato le risposte, io qui ho solo voluto provocare, ma non ci siete cascate, non mi avete dato mazzate, quindi è andata bene. E quindi entriamo un attimino più nel dettaglio, no? La rappresentazione. Come possiamo incidere sulla rappresentazione dei corpi non conformi? Come possiamo educare noi stessi, no? Cioè, se io avessi un negozio di abbigliamento, che parliamoci chiaro, le taglie vanno, come noi purtroppo sappiamo, se sono catene vanno dalla SL. Lo sappiamo perfettamente. La XL è già un'eccezione. Oltre non c'è niente. Cioè, quando noi ci siamo un pochino rallegrati perché alcuni marchi, perché io sinceramente leggendo il vostro libro ho detto, sì vabbè, esagerate però, c'è Marina Rinaldi, c'è la DAS, no? Poi ci ho pensato bene, Marina Rinaldi, o la DAS hanno sì messo dei corpi un po' rotondetti, cioè, ma che nulla hanno a che fare, per esempio, con me. Cioè, perché magari io fossi come la grassona della Daphne, magari, no? Il mio corpo è totalmente diverso. Quindi come possiamo, perché per esempio, vi faccio un esempio, io litigando con Francesca Arcani, per molto tempo, gli dicevo sì, ma per quale motivo uno dovrebbe mettere una pedana nel suo negozio, spendere dei soldi, pagare una tassa, quando io di persone in carrozzina se ne devo tre, no?
cioè chiediamole. E lei un giorno mi disse una cosa molto carina, dice vai a Città Mercato e vedrai un mare di persone in carrozzina. E questo perché? Perché vi possono andare tranquillamente senza chiedere permesso a nessuno, senza chiedere il favore, perché trovano il parcheggio, perché trovano uno spazio immenso in cui... E quindi io ho pensato, vuoi vedere che ha ragione? E vuoi vedere che i marchi non fanno queste cose perché la gente grassa sta tappata in casa, o viaggia poco, o non va in palestra. E così è. Brava. È anche una questione di status symbol. Molti brand non hanno nessuna intenzione di affiancare la loro immagine alle persone grasse, perché sono il fallimento della nostra società, una metafora del consumismo, sono pigre, sono brutte, chi le vuole, tenetevele voi. C'è un fatto però che viviamo nel capitalismo e anche le persone grasse hanno soldi e adesso hanno scoperto che sono una fetta di mercato molto interessante. Quindi mi piacerebbe pensare che stiamo diventando un'umanità che si apre alla diversità dei corpi. La verità è che ci piacciono un sacco i soldi delle ciccione, ok? A livello pragmatico, la rappresentazione, a prescindere dall'accessibilità e delle taglie, che di solito quando ne parliamo di questo fatto ci trattano come se stessimo come se fossero questi gli zittere. No, perché il vestirsi, in questa stanza siamo tutti vestiti, non è che qualcuno di voi poteva scegliere di essere nudo o nuda. I vestiti ci servono anche per essere presentabili a un colloquio, quindi negare alle persone grasse, uno, di esprimere la propria personalità, due, di vestirsi di modo di poter andare a un colloquio e poter guadagnare e non vivere insomma, in un carismatico luogo all'aperto, è fondamentalmente discriminare le persone grasse. Ma poi c'è anche un fatto pragmatico della rappresentazione di queste campagne con delle rotondette, ovvero che anche le persone grasse hanno bisogno di sapere come vestono i vestiti. È sempre un mistero. Vedi sempre gente che ha addosso questi vestiti e tu non hai la più pallida idea di come si starebbe addosso e lo devi indovinare. Anche noi indossiamo le mutande, viene da rispondere. C'era stato un caso straordinario di un sito che vende abbigliamento che aveva utilizzato una campagna di un noto brand con delle donne grasse. Questa volta erano anche abbastanza grasse per i nostri standard e c'è stata una divisione tra uno, ovviamente l'obesità, due, ma meno male, siamo felici, Leo Seitani, viva le donne in carne, e tre, non si possono vedere, sono orribili. Nessuno ha mai considerato, uno, quanto è importante sapere che sei vista e che il tuo corpo è contemplato nelle opzioni, e due, appunto, il fatto che hai bisogno di vedere indossati ogni tanto questi elementi. Dalla rappresentazione nei brand c'è anche tutta una serie di cose che hanno a che fare con i media, perché è davvero impossibile, soprattutto quando cresci. Noi siamo cresciute negli anni 90, in cui praticamente la coppia dei sogni era quella di Kate Moss e Pete Doherty. A riguardarci indietro, adesso io direi che ero magra, ma in quegli anni io mi vedevo vasta quanto il multiverso, perché non c'erano vestiti per me. Quindi il primo segnale che ti arriva che il tuo corpo è sbagliato è quello dalla moda, ovviamente. Ed è fondamentale anche per questo poter non solo vestirsi, ma anche vedersi, perché non puoi essere quello che non vedi, citando un'amica. Sto facendo una digressione lunga un sogno. Perché ci pensano quei vestiti. Anche Se siamo grassi. Esatto. Questo si collega a quello che dicevi prima, il fatto che le persone grasse non si vedano vestite in un certo modo perché non esistono quei vestiti, porta a pensare che quei vestiti non li vogliano le persone grasse. Quindi quando tu vai anche sui siti che in realtà arrivano a una certa taglia, la 4, la 5 XL, quando metti la tua taglia, vedi che si assottigliano le opzioni. Se è su, non lo so, una Zalando, cosa del genere, ci sono 2000.
ci sono 2000 vestiti. Ma che colori? I colori diventano scuri, i vestiti si allungano perché chi mai vorrebbe mettere una minigonna con quei cosciotti e diventa tutto una specie di vestito da madre della sposa o comunque da Vedete le maniche uguali. Sì. Ci ho provato, ho fatto questo esperimento. Sì, e diventano più brutti anche. Io vorrei un brand che esistono, sono rarissimi, c'è dei Boston negli Stati Uniti, che lei fa lo stesso vestito dalle XS alla 7XL ed è uguale, cambiano solo le misure, li progetta su corpi diversi, quindi vi fa provare che comunque le proporzioni cambiano quando il tuo corpo è diverso, puoi avere insomma anche diverse forme, a me la pera, qualunque frutto abbia attribuito ormai al corpo femminile, però comunque è lo stesso vestito, perché mai dovresti aggiungermi centimetri di donna solo perché pensi che io mi voglia coprire? Ma chi te l'ha chiesto? Gian Giorgio che hai progettato la collezione, perché tanto è sempre un maschio che l'ha progettato, secondo me. Adesso ti hai detto che è sempre un maschio, ma mi puoi spiegare, me lo spieghi tu o me lo spieghi tu? Perché la lotta alla grassofobia è anche una lotta femminista? Allora, molteplici ragioni, senza escludere che la grassofobia colpisca anche gli uomini, ci sono dei range diversi, nel senso che una donna diventa grassa molto prima, come ha detto anche Mara, anche quando non sei grassa, sei già grassa, perché non sei mai abbastanza magra in questa società. Il nostro corpo è sempre più sotto i riflettori, c'è sempre qualcosa che non va, ci misurano la caviglia, i polsi, l'incavo del collo, c'è sempre una nuova moda, il belly slot, il tight gap, le fossette dietro la schiena che devi avere assolutamente quest'anno. Esatto. Gli uomini la subiscono, ma si parla già di uomini super fatti, infine fat, che iniziano ad avere gli stessi problemi di non trovare i vestiti, di non trovare il tagle e di essere stereotipati. Però per noi è proprio una questione che ci riguarda tantissimo e ha a che fare con le aspettative che si hanno anche delle donne, che devono essere delicate, piccole, maneggevoli, dei soprammobili, insomma, non devono prendere troppo spazio sia fisicamente che metaforicamente, quindi diciamo che è la descrizione di un trono. Esatto, contravviene un po' alle regole del potere dell'essere grassa e quindi è per questo che ci colpisce di più. Poi ovviamente anche la lotta alla grassofobia è una questione femminista perché è nata dal femminismo negli anni 70 e ci sono tantissime cose che insomma che si intersecano, anche la violenza di genere, che è molto difficile per una donna grassa essere creduta quando subisce una molestia, perché chi mai ti vorrebbe molestare, ma devi essere contenta, ti rispondono con delle barzellette, di tu sarà stata contenta, signore. Cioè, è così. Permesso che tra l'altro lo stupro non ha niente a che fare con quanto una persona sia desiderabile, attraente, ma ha a che fare con delle dinamiche di potere. Tra l'altro c'è anche un altro aspetto da considerare, è che ogni relazione con una persona grassa è queer fondamentalmente, perché di solito una persona che si accompagna con una persona magra, che si accompagna con una persona grassa, è vista in modo diverso. Un po' ti fanno sentire benedetta che qualcuno abbia avuto il coraggio di avvicinarti e un po' rappresenti una sorta di kink, di perversione, perché comunque se sta con te evidentemente ti piacciono le ciccione, perché normalmente una persona eterosessuale normale non sarebbe mai attratta da una donna così, quindi o ha visto la bellezza che c'è dentro di te, che posso assicurare che in un sacco di persone grazie, tu sei io stessa, non c'è questa bellezza, oppure io sono così certa. è un amore che muove il sole, oppure eventualmente ti ha fatto un grande gesto di carità. Grazie Gian Giorgio che mi hai scelta. Ma questo però non capita solo alle persone grasse. È importante.
succede alle persone con disabilità. Caspita, ha trovato qualcuno che gli fa da badante. Succede anche perché c'è anche la gerontofobia, cioè se una donna della mia casa dovesse accompagnare con un uomo che anche solo di 2 o 3 anni più giovane, no? Sarebbe tanto. Ma figurati, se poi quell'uomo mi dovesse pure riempire di mazzate, no? Dice, vabbè, però per un pochino ti sei goduta l'uomo giovane, cosa vuoi di più, no? Quindi questo su questo, cioè, per una volta non ci no? Allora, torniamo a questo. C'è un'altra cosa molto importante che vorrei capire. Grasso e politica, no? Come possiamo incidere sulla politica di inclusione, sia in questo tangente, stiamo parlando di persone grasse, come donne, come possiamo incidere? Sarebbe un'utopia pensare in questo momento storico in cui non riusciamo neanche a fare una legge contro l'omofobia e transfobia, che siano incluse anche le persone grasse, però il mio sogno è quello che la discriminazione sul lavoro, che è frequentissima, e in tutti gli altri ambiti delle persone grasse venga vista come una vera discriminazione, perché il problema è quello che ancora, anche tra i nostri stessi compagni e compagni di lotta, è difficile far percepire questa cosa, perché il grasso è associato a una colpa e a una responsabilità, quindi è colpa tua che sei così, potresti cambiare facendo una dieta e quindi perché io ti devo considerare una persona discriminata, gli altri non l'hanno scelto, tu sì. Quindi io vorrei che le istanze delle persone grasse fossero considerate, vorrei che si considerasse il medical fact bias, quindi la discriminazione e i pregiudizi che l'establishment medico ha verso le persone grasse, che porta molti a non curarsi, a trascurare problemi, a diventare medici, eccetera. Quindi per ora c'è delle diagnosi sbagliate, perché per le persone grasse è ancora più difficile vedere diagnosticate delle patologie, perché la maggior parte poi delle malattie vengono attribuite al grasso. Ci sono casi di attiviste che infatti sono morte perché sono state diagnosticate delle malattie troppo tardi, quindi non è solo una questione di prendersi cura di sé, avere il coraggio di andare in un ambulatorio di un medico, ma è anche il fatto che proprio è più rischioso per una persona grassa perché non vengono ascoltate le tue ragioni, tra l'altro. Quindi aggiungerei che bisognerebbe sensibilizzare nelle istituzioni a parlare di grassofobia, ma anche semplicemente dialogare con chi, non dico noi, ma anche altre attiviste, chi fa sensibilizzazione per cercare di bloccare la grassofobia, dal bullismo nelle scuole sino appunto anche ai problemi di accessibilità nei luoghi pubblici, per esempio. Voi nel libro parlate di direct talk, no? E poi io vorrei chiedere, voi, qui, ora e adesso, tirate un piccolo elenco, no? Per abituarci a diventare, come voi dite, a tentare di diventare persone per bene, no? E cercare di evitare certi comportamenti. Volete stilare un elenco di cose che io, per esempio, da domani non dovrei più accettare, perché è cosa che non dovrei mai dire a una persona, anche che mi è cara, no? Cercare di rimare il mio linguaggio, perché è una cosa complicata, badate, soprattutto per voi avete usato la parola boomer, no? Siete gerontofobili. No, Questo non è assolutamente inclusivo. Te lo posso dire, per me è un'attitudine, io quando sto boomer di 20 anni, è vero che Sentite anche con le mie no, è vero che definisce una generazione in teoria, però io conosco un sacco di boomer giovani, perché il boomer è quello che
è nato, ha assorbito quello che gli sta intorno senza mai metterlo in discussione. Tipo, le cose sono così, ci sono fanno schifo, i maschi devono puzzare, le donne in cucina, eccetera. E non si è mai posto una domanda, ma soprattutto tutto quello che non sa per lui non esiste. Io conosco un sacco di gente che tu gli dici guarda c'è questo studio, ma non è vero, io non lo so. Sì. Invece purtroppo ci sono delle persone che queste domande se le fanno e che si trovano alla mia età a un certo punto a essere avviliste, grassofobiche. Sessofobiche no, grazie a Dio è l'unico problema al mondo che non ho mai. Cioè, nel senso che a un certo punto tutto il mio linguaggio, tutto, viene messo in discussione. Io ci provo, no? Ci voglio provare. A volte ho paura, ne parlavamo un giorno con un mio amico, che a furia di rimare il linguaggio, no? Un pochino io stia sterilizzando i rapporti. Non è vero, mi rendo conto che può non essere vero, però lo sforzo è forte, no? Quello di essere naturali, inclusivi, affettuosi. Comunque, con Arcadio ho cominciato a imparare il linguaggio inclusivo con le persone con grandi mazzate da parte sua che non sto a dirvi, anche pubblicato. Un giorno ho detto, ah che bello, sono riuscita a finire un libro, no? Pieno, c'era la Shoah, e lui fa, lo Shoah, no? Che è incredibile, cioè, è stata una cosa per me difficilissima. Io dicevo, qualche articolo con questo segno, no? Invece qui l'ho letto tutto, quindi grazie, perché mi avete aperto un mondo, un pochino meno tutti questi termini inglesi, ma c'era la leggenda. Quindi, ragazze mie, ditemi cosa posso dire, cosa non dovrei dire e cosa non dovrei accettare. Ok, questa ce la palleggiamo perché potrebbe essere infinito. Adesso andiamo in extra bit di qui. Allora, quello che pensiamo delle persone grasse, ci sono persone che credono di non essere grassofobiche solo perché non hanno mai detto cicciona di merda, quella è una balena, ma la vedi con la portaerei, però in realtà agiscono delle microaggressioni continue nella vita delle persone grasse, basta sedersi a un tavolo a pranzo e dopo pochissimo, almeno io direi già da dopo il primo, iniziano le frasi tipo no, ma già troppo, sono veramente una strofa. Io quest'estate non me lo posso mettere il costume se continuo così. E tu sei là che sei perplessa perché sei grassa e dici, boh, io quest'estate il costume me lo sono messa, forse mi sarei dovuta nascondere al dire di questa persona. Oppure c'è anche chi fa discorsi davanti a te, sempre la persona grassa, madonna, faccio veramente schifo. Sono una cicciona di merda e tu rimani così, ti guardi, batti le palpebre e dici, chissà se ha capito chi sono, mi starà vedendo. E la risposta che io avrei dato prima sarebbe stata, beh, se sei una cicciona tu, io cosa sono? E se mi metto un paio di mutande di palla su un fiasco di vino e poi comincia tutto un fare battute sul tuo corpo per cercare di gestire questo tipo di disagio che si crea quando si parla appunto di grasso e di corpi sbagliati. Posso anche dare un consiglio su una nuova tecnica che ho sperimentato per gestire questo modo di parlare che è il fat talk, ovvero parlare del grasso, e il diet talk, parlare di diete. Ora, quando una persona che di solito è molto più magra di me mi dice sono ingrassata, sono disperata, non so cosa fare, io rispondo e dico no, io non mi sento molto bene, penso che dovrei prendere un po' di chili in più e aspetto. E funziona sempre. Dopo questa battuta io no, come ha detto Mara, il fat talk, il diet talk non sono solo un problema
per le persone grosse che lo ascoltano, è che si sentono comunque discriminate dal fatto che voi facciate l'elenco di tutte le cose che siete disposti a fare per non essere grassi. Quindi mi cucirò la bocca, mi metterò il verme sanitario, non mangerò da qui a Capodanno, eccetera, eccetera. Torture medievali pur di non essere me, ma fanno male a tutti, perché ci sono anche varie ricerche che dicono che ascoltare qualcuno lamentarsi del proprio corpo ti porta a reciprocare, quindi una persona si lamenta del suo corpo, tu ti lamenti del tuo, diventiamo tutti più concentrati sui nostri difetti, il nostro corpo, ed è qualcosa che non ci vuole uno scienziato per arrivarci, fa malissimo soprattutto alle persone giovani e adolescenti, è che voi non sapete mai chi avete davanti. Potete avere una persona che sta uscendo da un disturbo alimentare, che soffre di un disturbo dismorfico, o una persona che come noi, con le unghie e con i denti, è riuscita a liberarsi di un po' di quell'odio che la società ci aveva insegnato e inculcato fin da piccole e finalmente sta vivendo bene col suo corpo. Quindi non giova a nessuno. In ogni caso l'avete già mangiata quella fetta di pizza, quindi perché sentirvi anche in colpa? Quando possiamo mangiare una fetta di pizza senza subito flagellarci? Cioè, l'abbiamo interiorizzato così tanto questo senso di colpa cattolico che ogni cosa che facciamo poi bisogna chiedere scusa, 10 Ave Maria per la crema, cioè se uno adesso mangia una sacca intera si deve fare un freddo, suora, dopo non lo so, però ragazzi, calmi, basta, c'è il Covid, sta per finire il mondo. Siamo messi in colpa perché ragazzi, il capitalismo sono gli ultimi colpi di coda, ma un terrore ancora l'anima di mia madre che si sarà riportata nella coma perché non faceva il riunione della Wage Watch e io mi dico credo che crediamo di aver esplorato la maggior parte delle cose da dire e da non dire, perché sono quasi tutte legate alla moralizzazione, al valore che diamo al cibo e quanto cibo abbiamo mangiato, e anche al valore che diamo ai corpi, come ne parliamo, quindi credo che stiamo già iniziando da questo un bel esercizio. allora noi fra un po' dobbiamo chiudere perché noi eravamo in gruppo d'apertura, noi eravamo in Nancy, che invece Jennifer quella che non mi stava. Dopo questa seduta di autocoscienza, io sono Vittoria e sono pure per togliermi il maglione. Allora, il maglione. no? Facciamo un capezzolo di allora, abbiamo ancora un minuto. No, allora, Jennifer è arrivata ora. Io direi, se qualcuno ha qualche domanda, abbiamo anche il microfono che può esserci utile per questo. E poi ci diamo 5 minuti per le domande, 5 minuti per chi ha piacere di avere le copie firmate o comunque e poi iniziamo l'incontro con me. Non siate timidi perché tanto lo so. Francesca Arcadu, cosa vuoi chiedere? Tutto qua. Così. Al massimo Francesca Arcadu può aggiungere al mio Cosa avviso. vuoi aggiungere? Guarda, non posso aggiungere perché noi siamo costantemente in contatto, io le seguo su Instagram e voglio dire, una delle categorie più stronze che esiste in assoluto sono le commesse. Le commesse sono assunte se sono grassofobiche, le commesse dei negozi di abbigliamento, perché la grassofobia subita negli anni in modo più feroce è stata fatta da molte commesse. Quindi io farei un bel corso, le manderei a dalle rifacce. Salutiamo le commesse. Io parlavo in generale come categoria dell'arte, commessa in size, perché sì, per il momento in cui veramente ti senti sbagliata, difesa, col corpo come cosa devi andare a vestirti, cioè hanno detto bene loro, vestirti per esprimere la tua personalità, quindi ricordo una famosa commessa di Sassari, di cui non darò in generalità neanche l'infuriante, che alla mia richiesta di una taglia aerea, una nota marca Bon Ton, di quelle grandi marche, grandi fighe, mi ha detto no,
la taglia L non la facciamo, non la fanno, perché la taglia L è volgare. Cioè, ma come se che mi dice una cosa del genere, sono uscita da quel negozio in cui non sono mai più rientrata, piangendo, dopo aver risposto, casomai volgare chi lo porta, e la guardavo tutta. Quindi si impara subito a difendersi anche da queste cose. Quindi, insomma, io le seguo sempre, hanno un'ironia, perché a volte l'ironia è anche un modo per difendersi. Niente, quindi insomma, difendiamoci, dai, un po' così, andiamo avanti. Viva Gian Giorgio. Io veramente penso che una cosa che mi ha dato molto dolore nella vita è aver pagato 10.000 tasse di iscrizione nelle palestre statalistiche, di essere entrata e vedere queste idee fasciate di litra e non aver poi mai dato corso ai miei allenamenti, quindi ho deciso oggi che mi iscriverò in palestra. Ci dovrebbero restituire tutti i soldi che abbiamo investito per smettere di essere messi nel senso. Ti do un'altra tecnica, infallibile, perché Marathon di lui mi sarà molto. Quando pensi che qualcuno ti stia fissando, per essere certa, tu fai un gesto che non molto veloce. Questo ormai io a quel punto se ti stavano pensando questo lo potendo fare in questi giorni, cioè io c'ho una foto che guarda. Riguardo a questo, io sono un propugnatore che alle aggressioni bisogna rispondere immediatamente. Avete un episodio in cui a tavola così è partito un gran sonoro, no, la te ne affanculo. Allora, io questa risposta la lascio chiara, perché non è successo a tavola, è stato meglio, è successo a yoga. Ed eravamo insieme. Allora, io ora sono iscritta a yoga qualche anno fa, perché comunque facciamo tutte e due lavori d'ufficio e quindi dopo un po' seduta alla scrivania inizia a farti male la schiena, eccetera, e quindi abbiamo detto andiamo a yoga. Ci rilassiamo, però ci allunghiamo anche, ed era anche un allenamento bello pesante, di un'ora e mezza di ashtanga. È andato quasi tutto bene, fino a forse un paio di mesi di lezione. A un certo punto l'istruttrice ha iniziato a fare dei commenti sulle posizioni, di cui uno è, no, la prima volta è stato adesso smaltiamo tutto quel panettone, piano piano che si avvicinava l'estate iniziavano i discorsi su quanto dovevamo avere culi tanto saremo tutti a dieta qua dentro e fissavano noi io no, è vero che è grazie per la stanza, quindi il disappunto di tutti gli altri che erano magri era dieta, io no, è già lì. Però una volta lei, mentre si faceva fare una posizione in cui ti dovevi torcere, forse prenderti un braccio dietro, ha detto questa posizione brucia i grassi. Io non ce l'ho fatta più e nel silenzio dell'allenamento di yoga ho fatto l'ha fatto davvero, interrompendo questo silenzio serafico e tutti sono iniziati a ridere, però comunque quello è il mio vaffanculo, cioè la posizione che non c'è i grassi e io esplodo. Sì, anche perché subito dopo, durante la pratica, ci doveva essere il raccoglimento, il silenzio, e abbiamo continuato a ridere, ci vedevano solo le nostre pance che ribalzavano nel buio con la musica, con i respiri, perché ormai era finita, infatti dopo poco tempo non ci hanno mai più viste. Comunque è molto importante rispondere, ma soprattutto mettere dei paletti e dei confini. La cosa che succede alle persone grasse è che ci interiorizziamo la pressione, quindi siamo già convinti di essere sbagliati nella società e di doverci giustificare. Quindi facciamo battute su noi stesse, diciamo sì, però sono a dieta, sì, però eccetera, eccetera, per cercare di attutire un po' la violenza nei nostri confronti. Quando smetti di farlo, e ti rendi conto di quante delle persone che ti stanno vicine, che dovrebbero volerti bene, hanno contribuito però alla tua sofferenza, alla tua discriminazione, è bene mettere dei paletti e dire guarda, d'ora in poi tu davanti a me queste cose non mi dici, consigli sul mio corpo non me ne dai, non mi consigli diete, altrimenti non mi vedi.
Ed è una cosa che può far riflettere le persone a cui evidentemente importava più darti consigli che altro, però che può anche migliorare i rapporti. Personalmente io sono molto contenta di aver imparato il rapporto con mia madre, ad esempio, che è stata la fonte principale di body shaming per quasi tutta la mia vita, ma che a un certo punto ha capito, anche in modo molto violento da parte mia, nel senso, se lei prendeva questo argomento io uscivo dalla stanza, non ci siamo parlate per vario tempo, però alla fine è migliorato e il mio peso non era più come si dice, l'argomento di conversazione principale del nostro rapporto, che francamente insomma, è anche un po' noioso. Sì, no, le madri sono delle carnefici, sono delle grandi. Io vi racconto questa cosa prima di chiudere. Io sono sempre stata grassa, 110 kg, cioè, quindi posso definirmi grassa. Benvenuta a Belli di Faccia. Grazie. E io pure accesso al faccio per manco quello. Non te lo permetto. E mia madre tutta la vita mi diceva: ma come sei grassissima, ma non ti fai schifo. E poi anche a 80 anni, senza pudore, si tirava su le gonne e diceva: guarda, non ho un filo di cellulite. Un anno io mi sono messa veramente bene, ma perché questa aggressione mi aveva fatto veramente male e ho perso più di 20 kg. E sono arrivata a casa sua con dei jeans aderentissimi e sembrava quella di Greece, no? Anche il giallo. Sono entrata a casa sua, lei mi guarda fissa e mi fa: ma tu un contorno occhiali? Quindi io lì ho capito che non era più neanche grasso il problema, è che se ti vogliono far sentire sbagliata ti fanno sentire sbagliata, anche se sei Charlize Theron, non c'è nulla da fare, se hai una madre così lo farà sempre. Io vi ringrazio perché ero molto preoccupata per questa presentazione, perché ero una donna, e io veramente vi consiglio di leggerlo perché è molto piacevole da leggere, però allo stesso tempo se vi farà l'effetto che ha fatto a me, cioè quella sensazione un po' di irritazione, come me l'ha fatto quello di Nadesha, allora vuol dire che però ha colpito noi segno. Questo era il loro intento, ne sono sicura, quella di essere un pochino ficcanti, e quindi grazie. Grazie Mara, Sara, e